Conosci la storia del castagno dei 100 cavalli? No? Te la racconto io. Nel cuore della Sicilia, alle pendici dell'Etna, sorge l'albero più grande d'Europa, il maestoso castagno dei 100 cavalli, un albero millenario intriso di mistero. La leggenda narra che, in un tempo lontano, la regina Giovanna d'Aragona, in viaggio con il suo seguito di 100 valorosi cavalieri, fu sorpresa da un violento temporale. Sotto il fragore del cielo in tempesta, la regina e i suoi fedeli trovarono rifugio tra le imponenti fronde del castagno, che li protesse col suo abbraccio salvifico. Quel miracoloso riparo fu così efficace che l'albero da quel giorno fu chiamato Castagno dei 100 cavalli. Oggi il castagno è un monumento vivente, custode di un mito che trasforma la furia degli elementi in poesia e memoria. Se ti capita di passare accanto al castagno, ascolta il sussurro del vento e lasciati trasportare dalle storie di antichi eroi e regine. E rivivi sotto queste fronde l'epopea di un tempo in cui la natura stessa salvava un regno. Ogni volta che il vento sfiora le sue foglie, il castagno sussurra segreti antichi, racconti di valorosi cavalieri e regine dal cuore ardente, invitando a sognare e a ricordare un passato glorioso. Se ti è piaciuta la storia del castagno dei 100 cavalli, seguimi, così potrai ascoltare le prossime storie che narrerò. Ciao!